Duello al tramonto. Cala la notte sulla grandeur della Lega. Il segretario nazionale veneto Flavio Tosi frusta l'aria col fioretto. L'alfiere dei ribelli Luca Zaia sfodera la sciabola. È una sfida che ormai esplode in tutta la sua forza. Dopo la debacle elettorale, il governatore accusa Tosi. I risultati delle urne sono una ferita diventata cancrena. Un'immagine forte che nel carroccio corre veloce, di bocca in bocca. Ma io credo che il governatore Zaia abbia tutte le sue ragioni di essere arrabbiato. Ci sono stati degli errori abbastanza evidenti, bisogna trovare quali sono state le cause e anche le responsabilità. E così nella Lega si avvicina il momento della verità. Serve un congresso per discutere il futuro del movimento. Ma in attesa di lavare i panni sporchi in famiglia, i militanti aprono un confronto a distanza, un dibattito aspro, per chiarire se il tracollo di un partito che ha 400 sindaci e 3 governatori abbia un colpevole. Il sospettato numero 1 è e resta lui, Flavio Tosi, da Verona. È logico che quando una persona ha un ruolo si prende i meriti e si prende anche le responsabilità poi delle cose, no? Ho la massima fiducia nel segretario nazionale Flavio Tosi, che assieme a Roberto Moroni hanno fortemente voluto il nuovo progetto della macro regione del Nord. La Lega Nord dimostra ancora una volta che ha idee innovative. La Lega si spacca in 2 fazioni, da una parte i ribelli, dall'altra gli innovatori fedeli a Tosi che credono fortemente al progetto della macro regione del Nord. Eppure in Veneto, dove ardono più forti le braci dello scontento, ci si chiede se la vittoria di Maroni in Lombardia possa giustificare davvero il bagno di sangue a nord-est, dove il Carroccio, primo partito col 27%, è crollato al 4° posto con appena il 10% dei consensi. Così il malcontento interno al movimento, fino a oggi un sussurro, diventa l'urlo di battaglia di un esercito di militanti che hanno trovato in Luca Zaia il condottiero perfetto, l'unico in grado di opporsi a Tosi dopo che la vecchia guardia bossiana è stata spazzata via dalle liste parlamentari. Purtroppo le scelte che sono state fatte non hanno tenuto conto della voce di chi amministra e di chi quindi sente quello che è l'umore dei cittadini quotidianamente. Sono state fatte scelte sbagliate, è stato tra virgolette secondo me violentato un territorio letteralmente e i risultati si sono visti insomma. Il duello è appena iniziato, la Lega al tramonto di un'epoca adesso cerca un leader da seguire per trovare la strada che conduce a una nuova alba.